care amiche di Mister Topolini, vi presento questo giallo canarino, questo aspirante mister vestito di giallo canarino, il numero 9. Numero 9, nome e cognome. Alessio Vescovo. Oh, Alessio è un ragazzo molto corteggiato, è vero? Ah, sì, diciamo. Vedo già la tua ragazza che ha fatto con l'occhio così. No, però in realtà lui è un atleta, è uno sportivo. Raccontaci un po' di te, quanti anni hai, cosa fai nella vita? Allora, ho 16 anni, studio, durante l'estate vado al mare e basta, gioco a calcio anche. È vero, tu sei un giocatore di calcio, sei un attaccante. Sì. Ma tu di solito sei uno che anche nella vita attacchi, cioè quello che ti piace fare lo attacchi perché vuoi realizzare i tuoi sogni? Sì, ovviamente, con una certa ovviamente tranquillità. Una certa tranquillità. Ma ragazzi, guardate, all'occhio, tu hai l'occhio da attore. Ti dico attore perché tu nella tua scheda hai scritto che il tuo artista preferito è il mio carissimo amico che saluto, ciao Brad Pitt. Brad Pitt. Sì. Come mai ti piace Brad Pitt? Mi piace come recita, come i suoi film che ha fatto. Glielo dirò, quando lo sentirò per gli auguri di Pasqua, gli dirò guarda che c'è Alessio che è un tuo fan. Allora, senti, al di là di questo, cosa vorresti fare nella vita? Vorresti diventare un attore o un calciatore? Si guadagna entrambe le parti, però. Diventare un attore, non è che sarebbe difficile. Calciatore mi piacerebbe molto. Anche di calciatore però è difficile. Ovviamente. No, ma se dovessi scegliere un club dove poter giocare, visto che i sogni sono gratuiti, sparaci il club per il quale vorresti giocare. Per il Milan. Milan. No, io non sono milanista, però è una grande squadra. Il tuo mito come calciatore chi è? Ovviamente Ibrahimovic. Ibrahimovic, quindi un grande calciatore, un grande campione. Ok, quanto guadagna Ibrahimovic, scusa? 9 milioni in Italia. 9 milioni? Così poco? Vabbè, forse Brad Pitt però prende qualcosina in più. Quindi forse io farei più l'attore. Va bene. Allora, senti, ben arrivato a Mister Topolini, sei un ragazzo molto in forma, quella è la telecamera, puoi dire e salutare chi vuoi. Saluto mia sorella, che soprattutto grazie a lei che sono qua, la mia ragazza e tutti i miei amici. In bocca al lupo. Crepi. E divertiti. Soprattutto questo. Grazie.